Buongiorno, buongiorno. Due grosse notizie in apertura del nostro telegiornale, sono finite sulle prime pagine di tutti i giornali anche nazionali. Una rapina in casa nella villa di Roberto Baggio, vediamo il titolo del Gazzettino: il campione colpito con il calcio di una pistola, sequestrato per 40 minuti con la famiglia durante Italia-Spagna. C'erano anche i familiari, il figlio Mattia ha urlato andate via, questa è una proprietà privata. Ci collegheremo tra pochissimo con Luisa Bertini d'Altavilla Vicentina. L'altra notizia è la morte improvvisa nella notte di Vera Slepoi, psicologa, psicoterapeuta, una protagonista della cultura veneta e italiana, e parleremo ovviamente, ricorderemo anche la sua figura. Ma andiamo subito ad Altavilla Vicentina per la rapina di un commando di 5 banditi nella villa di Roberto Baggio. A te, Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai anticipato, una rapina in villa davanti alla quale ci troviamo, che vedete è presidiata dai carabinieri, ma tanti anche sono i colleghi delle emittenti nazionali, perché ovviamente la notizia desta scalpore anche per l'entità del personaggio. Parliamo dell'ex campione Roberto Baggio. Stanotte si sono introdotti i malviventi a casa sua, c'è stata una breve colluttazione in cui è stato colpito con il calcio di una pistola, poi la famiglia è stata sequestrata all'interno di una stanza e i malviventi per 40 minuti hanno fatto razzia nell'appartamento e poi sono riusciti a liberarsi dalla stanza e ovviamente chiamate le forze dell'ordine. Io adesso sono in compagnia di Carlo Dalla Pozza, che è in qualità non di ex sindaco ma di vicino di casa di Roberto Baggio. Ecco, come si vive questa situazione, visto che qui è un po' il simbolo anche per la vostra città? Sì, è la zona collinare di Altavilla, che si chiama Valmarana, è la zona di pregio, se vogliamo dire, è caratterizzata appunto da queste villette che godono il verde, ma purtroppo o per fortuna anche un po' di solitudine. Quindi questo isolamento probabilmente ha reso più facile a questi malviventi di individuare il campione Roberto Baggio, che è un po' il nostro vanto, come una vittima predestinata. Ecco, voi qui non siete abituati a questo tipo di rapine o piccoli furti? No, come un po' dappertutto succedono, ma anche in centro di Altavilla, alcuni episodi di piccole frazioni, cose diciamo di delinquenza non bagatellare, qualche tossicodipendente, ma questa è stata una vera e propria spedizione preordinata con 5 persone, 5 malviventi, e questa è una vera e propria criminalità, quindi da questa si fa fatica a difendersi. Lei mi diceva che qualche giorno fa lei stesso aveva segnalato di un giro sospetto, ovviamente non entriamo nei dettagli. Sì, certamente, sono state viste delle persone e quindi sono state anche segnalate. Le ho viste io, le ha viste anche un mio cugino. Diciamo che c'è un po' di preoccupazione, però adesso la cittadinanza esprime anche la vicinanza al campione. Certo, siamo tutti vicini a Roberto Baggio, perché è un po' il faro, diciamo, sotto il profilo sportivo e dell'immagine del nostro paese, e siamo solidali con lui per quello che possiamo. Non abbiamo, come dire, paura a dire che è uno dei nostri, insomma, di Altavilla, e che ha tutta la nostra stima e anche il ricordo di quello che è stato fatalità proprio durante una partita della nazionale, è stato colpito. Ecco, direttore, se non hai altre domande io restituisco la linea allo studio, ovviamente mi riservo di richiedere il collegamento qualora ci fossero delle novità. Ecco, Luisa, intanto volevo chiederti se i familiari sono ancora all'interno della villa, perché per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, soltanto Roberto Baggio è stato colpito alla testa, ma con ferite lievi, perché l'abbiamo visto poi girare questa mattina nel giardino della sua abitazione. I familiari, quali sono le loro condizioni, che conseguenze ci sono state? No,
Non ci sono state conseguenze, ecco, dal punto di vista fisico. Roberto Baggio è stato medicato, ovviamente adesso la famiglia ha preferito non rilasciare nessun tipo di commento o intervista. Come vedi qui c'è un po' un via vai di persone che chiedono informazioni, che chiedono anche di parlare ovviamente con Roberto Baggio, ma al momento è tutto nel riserbo familiare. Ovviamente le attività di indagine sono in corso e al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza. Luisa, bene, allora adesso diamo il servizio che è realizzato con le voci mi pare delle persone che abitano nella zona, poi richiedici la linea nel caso ci fossero ovviamente delle novità. Sono stati forniti particolari su questa banda, ci sono ipotesi, perché sono in genere predoni che arrivano dall'est. Al momento ci sono soltanto indiscrezioni, ovviamente ci riserveremo di dare i dettagli nel corso del telegiornale della sera, perché appunto le informazioni non le abbiamo dettagliate per il momento. Bene, bene, grazie a Luisa Bertini e al suo ospite. Adesso vediamo il servizio. Colpisce il fatto che la rapina sia avvenuta durante Italia-Spagna, no? Roberto Baggio con la famiglia stava seguendo gli azzurri e c'è stata questa eruzione, probabilmente è stato calcolato il momento, no? Sapevano che avrebbero trovato la famiglia, che sarebbe stato facile poi riunirli e rinchiuderli, e per dare poi il via alla razzia hanno portato via di tutto, anche trofei sportivi, orologi preziosi, soldi e quant'altro, ma questi saranno particolari che si sapranno più avanti. Intanto vediamo le interviste realizzate ad Altavilla Vicentina da Luisa Bertini. È un grandissimo campione Baggio, è il mio preferito fra l'altro, perché ha giocato anche a Firenze. Guardi che i fiorentini per voler bene a una persona ce ne vuole. Quindi c'è dispiacere per quel che Mi è dispiaciuto moltissimo. D'altra parte viene da reagire distinto. Lo vede raramente, però è un grande campione a cui tutti sono affezionati. Beh certo, sì, tutti. Siamo tutti affezionati perché è un nostro vicentino, anche se ha fatto poco nel Vicenza perché è stato richiesto subito e quindi... Però è un simbolo. Ce l'hanno portato via e quindi... ma è sempre un grande campione per noi. E quindi tutta la cittadinanza esprime un po' la vicinanza anche per quello che è successo? Sì, certo, anche se non sono informato bene perché non lo so, però insomma la vicinanza in queste cose sempre. Conoscete Baggio, che è un po' il simbolo di questa cittadina? Sì, certo, lo conosciamo, ogni tanto viene in negozio. E lei ha saputo stanotte cosa è successo? Sì, ho saputo e ci dispiace molto perché è una cosa brutta che è successa in paese. Ecco, e cosa vi sentite di dire alla famiglia, visto che oramai sono anche amici? Ma che ci dispiace molto e che speriamo non succeda mai più una cosa del genere e che gli siamo vicini. Lui è molto carino, molto cortese, io abito alla Perara, lui viene spesso alla Sagreta della Perara e era ospite anche nei giorni precedenti. Ecco, anche a me dispiace molto e spero insomma che non succedano più queste cose. Mandiamo un abbraccio a tutti. Per voi qui lui rappresenta proprio il simbolo, oltre che dell'Italia in termini calcistici, ma proprio il simbolo di Altavilla. Sì, esatto, è uno di noi, diciamo così, quello sì. Assolutamente, dispiace perché comunque fa parte insomma, della comunità di Altavilla Vicentina, quindi siamo vicini, dispiace perché comunque lui si è sempre dimostrato umano con tutti i tifosi che vanno dietro la porta a bussarli, quindi ovviamente dispiace ancora di più dal punto di vista umano, ecco. Quindi un grande abbraccio a lui e a tutta la famiglia. Lei tiene il codino proprio per omaggio a Roberto Baggio? Sì, esatto, sì, perché è stato un mio idolo. Anch'io giocavo a calcio e mi dispiace che è successa questa cosa. Spero che stiano tutti bene
E poi tra l'altro voi qui lo vedete spesso anche alle sagre o alle iniziative per i bambini. Lo vedo passare in macchina, sono stato anche a casa sua, ma ecco, spero che non gli sia successo niente, che insomma, per quel che sono i soldi che lasci perdere, insomma, che non sia successo niente. Torneremo in diretta ad Altavilla Vicentina per darvi conto di altri particolari della clamorosa rapina nella villa di Roberto Baggio, ma l'altra notizia, dicevo in apertura, che arriva dal Veneto, è finita su tutti i giornali, è la morte improvvisa di Vera Slepoi, trovata morta in casa. Era una nota psicologa e psicoterapeuta. Ad ucciderla a 70 anni sarebbe stato un malore, si tratta di un infarto. E sulla scomparsa improvvisa di Vera Slepoi andiamo in diretta a Padova da Chiara Gaiani. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con Federico Cibotto ci troviamo proprio nella zona della città che Vera Slepoi aveva scelto come sua dimora, originaria del veneziano. Lei aveva scelto proprio Padova, dove si era laureata nel 1977, come città di residenza. E infatti tra i numerosi saluti alla donna Vera Slepoi, al suo importante contributo anche nel panorama con le sue opinioni mai banali, sempre puntuali, con il contributo proprio da studiosa, tra i primi è arrivato il saluto del sindaco Sergio Giordani, il sindaco della città di Padova. Lo dicevi, un malore improvviso all'alba di questa giornata, la vana corsa dei sanitari del 118 nel tentativo di prestare soccorsi, e non è ancora nota quale possa essere l'origine del malore. Sicuramente purtroppo i soccorsi sono stati vani. Vera Slepoi è stata trovata morta in casa. Una voce, quella di Vera Slepoi, che si spegne, una notizia che ha colpito profondamente anche noi, anche la nostra redazione. Solo 15 giorni fa l'avevamo intervistata proprio su tuo input e devo dire che mi aveva molto colpito il suo sguardo, le sue parole, la sua analisi lucidissima di quanto stava accadendo. Dicevamo, il sindaco Sergio Giordani tra i primi a manifestare il suo cordoglio, dicendo appunto che mancherà molto alla città, ci mancheranno il suo entusiasmo, la sua simpatia, così come la sua capacità di trattare in modo chiaro e divulgativo temi importanti come le relazioni affettive e altre complesse problematiche sociali. Anche Mario Conte, presidente di ANCI Veneto e sindaco di Treviso, esprime il suo cordoglio, dicendo appunto che la seguiva sempre con grande interesse e stima. Allora io vi lascerei al servizio che abbiamo confezionato in redazione, proponendovi proprio l'ultima intervista che è stata rilasciata e che poi tu hai mandato in onda, direttore, durante la maratona elettorale. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. La linea poi può tornare allo studio. I cittadini vivono un momento sociale molto complesso, che non è solo un problema legato all'economia. Noi puntiamo troppo e spesso al problema economico, che sicuramente ha la sua importanza, perché la qualità della vita si basa anche sull'economia, sui servizi che un paese riesce a fornire, ma nello stesso tempo c'è come una sorta di percezione che i problemi che toccano veramente le famiglie italiane o il singolo individuo non venga percepito, come ad esempio la situazione delle città, la qualità di vita delle città. La voce tranquilla, lo sguardo lucido, ci aveva accolto nella sua casa padovana Vera Slepoi per un'analisi delle ultime elezioni proposta durante la maratona elettorale del direttore del gruppo Media Nord-Est Luigi Bacialli. L'analisi dei bisogni dei cittadini la era propria, non aveva mai temuto il confronto, spesso pungente. In questa occasione, ce lo aveva confessato, si era imposto a sobrietà. La sua voce libera è stata spenta all'improvviso, un malore se l'è portata via all'alba del primo giorno d'estate.
si trovava proprio a Padova. La corsa dei sanitari del 118 è stata vana. 70 anni compiuti lo scorso 3 maggio, Vera Slepoi era originaria di Portogruaro, nel Veneziano. A Padova si era laureata nel 1977 con una tesi sulla devianza e i meccanismi di controllo di una società attuale. Psicologa e psicoterapeuta, Vera Slepoi ha insegnato all'Università di Siena, è stata presidente della Federazione Italiana degli Psicologi. Numerose le sue pubblicazioni. Consigliere del Ministro delle Comunicazioni dal 2002 al 2006, a Padova era stata assessore alla cultura, musei e servizi sociali della provincia dal 1999 al 2004. Disincantato lo sguardo sulla politica attuale, spiegato nella sua ultima intervista, che suona come un suo lascito. È interessante il concetto di qui e ora, cioè facciamo le cose che ci riguardano adesso in questo momento, però si sa molto bene che c'è i progetti, cioè organizzare e gestire un paese, quindi una comunità ampia che è uno Stato, vuol dire che tu devi avere una visione a lungo termine, mentre si lavora, come ha detto lei, sulla risoluzione momentanea del problema, cioè chiudo un buco, ne apro un altro, non mi propongo il programma, anche perché molto spesso nel passato sono stati scelte di governi che hanno vacillato, che non avevano una durata certa. Questa visione anche del tempo in cui rimane un soggetto in carica o più soggetti in carica richiederebbe una grande riflessione, però c'è la paura che poi ci si innamori del potere e che ci sia troppo potere nelle mani di un singolo, quindi mentre in realtà quel singolo il potere ce l'ha sicuramente già. Questa è l'ultima intervista televisiva, ma proprio l'ultima di Vera Slepoi, rilasciata a Media Nord-Est, a Chiara Gaiani, l'aveva anche ripresa come tecnico Francesco Rattai. Vera Slepoi era una mia carissima amica, era una donna speciale. Io tra le sue molte qualità ricorderei l'educazione, il rispetto delle opinioni altrui, anche se aveva le sue idee, cercava di confermare in tante occasioni, idee che riguardavano ovviamente la sua professione, idee che riguardavano la salute mentale, ma anche la politica, perché era stata assessore alla cultura della provincia di Padova, era una esponente del centrodestra e ha sempre difeso coraggiosamente le sue posizioni, ma sempre con molta civiltà, con molto rispetto delle opinioni degli altri, un tratto davvero riguardevole, quello della sua eleganza, della sua sobrietà nel rapporto con le persone, sempre disponibili con gli amici. Io non so quante interviste le avevo chiesto, non aveva mai opposto nessun problema, aveva sempre trovato il tempo per concedercele. Le avevo proposto ai tempi del Gazzettino una rubrica che si chiamava Mentalmente, che ebbe un grande successo, perché Vera Slepoi era anche una scrittrice di bestseller, Le ferite degli uomini, Le ferite delle donne, ricordo tra i suoi tanti libri, e direi che era appunto una donna intelligente, molto colta, molto preparata, che poco presuntuosa, ecco, rispetto invece a tanti protagonisti della cultura o della politica, forte e coraggiosa, perché ha vissuto dei momenti difficili, ma ha sempre reagito con molta fierezza e con molta dignità. Condoglianze alla sua famiglia, in particolare all'amato nipote Federico. Ovviamente poi seguiremo, vi daremo conto di quando si svolgeranno i funerali di Vera Slepoi. Adesso andiamo in diretta a Venezia da Ilaria Marchiori, perché c'è stata la conferenza stampa del procuratore Bruno Cherchi sulla strage del bus dal cavalcavia. Sentiamo subito Ilaria Marchiori.
Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Si è conclusa da poco la conferenza stampa qui in procura, tenuta appunto dal procuratore capo Bruno Cherchi, perché si sono chiuse le indagini per quanto riguarda il deposito delle varie perizie sulla strage del bus avvenuta la sera dello scorso 3 ottobre. Uno degli aspetti che è emerso è quella che è stata accertata la rottura del perno di giuntura tra il volante e la ruota. Queste proprio le parole del procuratore, in poche parole quella dello sterzo. Sono stati controllati i materiali per capire se ci fossero dei difetti proprio nel materiale utilizzato, non sono stati trovati, sono stati fatti dei raffronti anche con il perno dall'altra parte e quindi ora si sta cercando di capire perché si sia rotto questo perno. Questa comunque è l'ipotesi più accreditata del motivo dell'incidente di quella drammatica serata, e quindi ora bisognerà affrontare tutti quelli che sono gli aspetti giuridici che arriveranno appunto dal processo con gli indagati del caso. E per quanto riguarda invece le barriere sul cavalcavia superiore di Marghera, il procuratore le ha definite appunto, ma questo lo sapevamo già, barriere vetuste, barriere inadeguate, però sarà da capire se effettivamente la responsabilità sia solo il guasto meccanico e quindi la questione delle barriere una tragica conseguenza oppure no. Non resta che attendere comunque quello che sarà il processo con tutti gli elementi. Ricordo che anche noi nei nostri servizi avevamo detto proprio pochi giorni dopo l'incidente, grazie a una testimonianza anonima, che il problema poteva essere lo sterzo, la testimonianza di un ex autista che ci aveva raccontato proprio ai microfoni alcuni aspetti di questi sterzi, ma ovviamente specifichiamo che tutto poi ora sarà stabilito dal processo, da quello che ne emergerà. E inoltre ricordo che ieri c'è stato un ultimo sopralluogo da parte dell'ingegner Placido Migliorino, detto il Mastino, sul cavalcavia superiore per dissequestrare l'area e permettere il posizionamento dei nuovi pezzi di guardrail e parapetto. Dunque sono stati tolti quelli arrugginiti, è stato proprio l'ingegner Migliorino a dare le indicazioni ai tecnici perché poi non venissero intaccati come prove, portati tutti alla caserma Mater dove si trova anche il bus, tutto posto sotto sequestro per quelle che sono le ulteriori analisi. E poi il procuratore ha parlato di un video, quello che si vede dalla scatola nera, un video davvero toccante di cui ha vietato la pubblicazione. Ma sentiamo proprio l'intervista al termine della conferenza stampa con il procuratore capo Bruno Cherchi. Io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Dunque, dall'analisi che hanno fatto i tecnici risulta la rottura del giunto e quindi del sistema che appunto apporta il movimento dallo sterzo fino alle ruote. Questa rottura è legata alla rottura di un perno che all'interno del sistema collega il giunto. Quindi questa è la ricostruzione che è stata fatta. Sicuramente la rottura del giunto ha una causalità, sembrerebbe allo Stato, con la situazione di difficile o di ingovernabilità del mezzo. E le telecamere all'interno del mezzo hanno anche evidenziato che l'autista ha fatto tutto quello che poteva fare, non è stato distratto da nulla, insomma. No, come ho detto, è stato fatto analizzare il cellulare dell'autista e non risulta che l'autista lo abbia aperto nel periodo dalla partenza al momento dell'impatto. Quindi c'è una rottura meccanica che potrebbe aver provocato lo sbandamento contro delle barriere che non erano adeguate? Sì, sostanzialmente sì. La valutazione dell'adeguatezza naturalmente è in fieri, nel senso che il consulente ha evidenziato che quelle barriere erano malorate. Adesso si tratterà di capire, di vedere se questo è direttamente collegato alla fuoriuscita del mezzo oppure no. Ecco, infatti, procuratore, quali saranno i prossimi passi?
Intanto in tutto questo periodo non siamo stati silenti, ma l'attività di indagine ordinaria è stata posta in essere, quindi sono state sentite tutte le persone che dovevano essere state sentite. È chiaro che aspettavamo il quadro completo delle consulenze che sono state depositate in tempi successivi, ma avevamo necessità di avere un quadro completo noi, ma per la verità anche le parti, anche i difensori, in maniera tale su quelle poi di approfondire da un punto di vista giuridico quelle che sono le evidenze che sono state date dalle consulenze, dalle diverse consulenze. Quindi adesso praticamente il passo successivo è mettere insieme l'aspetto delle consulenze con la parte giuridica ed evidenziare, cambiare eventualmente i capi di imputazione oppure no? Adesso intanto abbiamo le consulenze, ma abbiamo anche tutte le altre attività che erano state fatte nell'immediatezza, quindi la ricostruzione fattuale della polizia giudiziaria, quindi i controlli sul posto, le tracce di frenata, tutte queste attività. Va tutto messo a sistema poi da un punto di vista giuridico e quindi questa è l'attività che verrà fatta da ora in poi. C'è un video che l'ha colpita nelle telecamere all'interno? Sì, c'è la telecamera del mezzo ha ripreso i momenti dell'impatto e quindi i momenti in cui in qualche maniera si è capito, perché poi non tutti neanche l'avevano capito perché molti stavano sonnecchiando eccetera, che il mezzo stava cadendo, quindi è un video terribile che coinvolge anche i minori e di cui abbiamo segnalato la necessità di non pubblicazione. Sono sicuro che la stampa sul punto sarà adeguata a questa richiesta anche qualora dovesse venire in possesso del filmato, che naturalmente è stato depositato come tutto il resto a tutti i difensori e a tutte le parti. Vi siete dati una tempistica per la chiusura delle indagini? Cerchiamo di fare le cose quanto più velocemente possibile, tenuto conto che intanto solo in questi ultimi periodi abbiamo avuto le consulenze, quindi è già passato un po' di tempo dallo scorso ottobre. Certamente la collega a cui è stato assegnato il fascicolo ha fatto e sta facendo e farà tutta l'attività necessaria di ricostruzione, documentare e attraverso il sentire le persone informate sui fatti per avere una piena ricostruzione. Naturalmente questo prevede anche i tempi necessari. E questo era il procuratore della Repubblica di Venezia Bruno Cherchi. Torniamo da Ilaria Marchiori che è con Simone Merlo davanti al Tribunale di Venezia, perché era stato proprio, l'avevi accennato Ilaria prima, era stato proprio un autista, un conducente che tu avevi intervistato a ipotizzare che ci fosse stata una rottura del perno collegato allo sterzo e aveva parlato proprio su quei mezzi della difficoltà di sterzare. Quindi avevi anticipato quello che poi è stato il risultato di queste perizie. Sì, direttore, si trattava appunto di un ex autista che abbiamo voluto tutelare perché naturalmente anche lui aveva i suoi timori nel rilasciare determinate dichiarazioni, ci aveva proprio detto aveva proprio detto ai nostri microfoni che secondo lui c'erano delle importanti anomalie in questi mezzi della linea. Non era entrato nello specifico del mezzo della strage dello scorso 3 ottobre, ma aveva tenuto una linea più generale proprio sui mezzi, tanto che effettivamente poi arrivarono anche delle segnalazioni in redazione di cui poi noi rendemmo conto anche ai nostri telespettatori, in cui si vedeva proprio quella parte rotta dello sterzo dove appunto si è guastato il perno che avevamo proprio cerchiato quando il mezzo si trovava ancora
nel deposito dell'ex mercato ortofrutticolo. Tra l'altro avevamo fatto anche una prova pratica, perché c'è una determinata rotonda, ce l'aveva proprio suggerita questo ex autista, ma poi altri autisti l'avevano confermata, sempre nei giorni seguenti, una rotonda che si trova nella zona di Asseggiano, in cui appunto questi mezzi non riuscivano a girare, ma per poterla effettuare dovevano prima fare una retromarcia, cosa che invece gli altri mezzi non dovevano fare, e avevamo documentato tutto. Oggi quello che è stato dichiarato dal procuratore Bruno Cherchi qui all'esito delle perizie che sono state depositate nei mesi scorsi andrebbe dunque a confermare anche le dichiarazioni che fece mesi fa questo ex autista ai nostri microfoni. Ecco, Ilaria, un'ultima cosa: il procuratore ha chiesto alla stampa di non pubblicare il video degli ultimi momenti, il video ripreso dalla telecamera interna al bus, per rispetto delle vittime. Sono scene terribili, ha detto il procuratore, si vede l'autista che tenta di riportare il mezzo ormai spostato verso destra e lì per precipitare verso il centro della carreggiata, non ci riesce, e credo che tutta la stampa abbia accolto questa richiesta favorevolmente. Sì, direttore, eravamo tutti lì, almeno tutti i colleghi che si trovavano qui questa mattina erano ovviamente concordi con l'appello del procuratore, che tra l'altro ha aperto proprio la conferenza stampa dicendo e chiedendo questa cosa. È stata proprio la prima dichiarazione che ha fatto il procuratore prima poi di rendere noti gli altri dettagli, gli esiti delle perizie. Quindi sì, almeno i colleghi che si trovavano qui poco fa durante, insomma, al termine della conferenza erano tutti d'accordo nel non pubblicare questo video, che però specifico al momento non sta girando, non è ancora insomma in mano di nessuno. Ovviamente potrebbe anche con qualche mezzo saltare fuori, il procuratore lo sa, e proprio per questo ha fatto un ulteriore appello, perché dice quello che si vede e che si sente è qualcosa di davvero toccante e che ferisce molto, quindi proprio ha fatto questo appello confidando anche nel buon senso proprio della stampa. Grazie Ilaria Marchiori, e grazie a Simone Merlo, il nostro tecnico. Andremo di nuovo ad Altavilla Vicentina in diretta da Luisa Bertini per altri particolari sulla rapina messa a segno da una banda di 5 rapinatori nella villa di Roberto Baggio, che stava con i familiari guardando la partita Italia-Spagna. È stato colpito alla testa con il calcio di una pistola, fortunatamente non è ferito gravemente, e così il resto della famiglia, ma insomma sono state ore di paura, 40 minuti per Baggio e la sua famiglia chiusi all'interno di uno sgabuzzino. Andiamo adesso a Treviso, perché è un mistero, è un fantasma il ciclista che è stato investito ed ucciso in Viale Europa. A Treviso non si conoscono ancora le sue generalità. Almeno poterlo ricordare, noi non lo conoscevamo, ma è uno di noi, ecco, un membro della nostra comunità, e quindi mi sembrava giusto così poterlo ricordare anche solo con un semplice gesto. Siamo tutti parte di una stessa comunità, ecco. Elisa arriva sul luogo dell'incidente a mezzogiorno, con lei un fiore giallo, il primo segno concreto di pietà umana nei confronti della vittima senza nome, l'uomo investito e ucciso mentre con la sua bici stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all'altezza del liceo Da Vinci in Viale Europa. Il ciclista non aveva con sé i documenti e nessuno si è presentato per segnalarne l'assenza, quasi un fantasma, nonostante gli sforzi degli agenti della polizia locale che per tutto il giorno hanno mostrato a
residenti e ciclisti la foto dell'uomo, così come catturata pochi istanti prima dello schianto dal sistema di videosorveglianza. Per motivi di privacy, spiegano dal comando, il frame non può essere divulgato. Mostra un uomo sulla sessantina, capelli brizzolati, pantaloni e polo, la carnagione chiara, potrebbe essere straniero ma anche un residente di qualche comune limitrofo che vive da solo. Pochi dubbi invece sulla dinamica che ha portato all'apertura di un fascicolo per omicidio stradale a carico del 71enne trevigiano alla guida della Fiat Nera, ora posta sotto sequestro, così come il suo cellulare. Non si sa, nessuno lo cerca, nessun documento o qualcosa magari da poterlo individuare. Bisogna qua fare qualcosa, mettere dei dissuasori, qualcosa, perché qua traversare è sempre un rischio. In tanti a San Liberale dopo lo schianto si sono riversati in strada, nessun stupore, solo esasperazione. 2 giorni fa una macchina non è andata a sbattere su per il palo là. Là, è una brutta rotonda sta qua. Devono prendere in mano la situazione perché è una vergogna. Qui è veramente pauroso perché corrono e fanno la sera fanno le gare con le macchine qui la sera. Sì, macchine, moto e tutto, e non hanno mai messo i rallentatori. Perché non lo fanno? Adesso chi è che ci ha rimesso la vita a una persona? Chissà che adesso, come ho detto io 10 giorni fa, casca il morto, che facciano veramente qualcosa, perché è una vergogna. Qua corrono sempre, anch'io che vado sempre via con i bambini devo sempre stare attenta perché corrono, non rispettano. Gente che corre come disperati, per chi ha la bicicletta che deve andare a lavorare non è tutelato. E non facciamo altro che raccontarvi di incidenti stradali, ce ne sono stati altri, uno a Distrana in via Cesare Battisti per un'auto che è finita rovesciata, il conducente è rimasto incolume, i pompieri hanno messo in sicurezza la vettura mentre l'autista è stato assistito dal personale sanitario del SUEM. Alla stessa ora un incidente a Fontanelle, 5 i feriti, 2 le auto coinvolte, lo schianto tra una Mercedes e un SUV della stessa casa automobilistica avvenuto frontalmente lungo la strada provinciale 15 che in quel tratto prende il nome di Via Roma. Ci sono stati ovviamente i soccorsi e i feriti sono stati trasportati con l'elisoccorso al Cafoncello di Treviso. Dei 5 feriti, 4 erano a bordo del SUV e uno di loro è invece a bordo dell'altra auto. Durante i soccorsi e i rilievi da parte del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Conegliano, la strada è rimasta chiusa e il traffico ha subito ovviamente dei conseguenti disagi. Adesso andiamo a Villafranca di Verona, veronese, perché c'è stata una sparatoria tra giostrai, un fatto molto grave, un morto e alcune persone ferite. Una decina le persone coinvolte in una lite violentissima nei pressi di Piazza Castello. La diatriba è scoppiata sembra per la collocazione di alcune giostre. Urla, spintoni, calci, una maxi rissa legata a una vendetta nell'ambito dei giostrai, con un crescendo di minacce e danneggiamenti culminata nella sparatoria. Una persona è rimasta uccisa, si tratta di Alberto Fiori, 75 anni, altre 2 sono state portate in ospedale. Un 51enne è stato ferito nella colluttazione, ha riportato un trauma cranico provocato da un colpo di arma bianca. Le sue condizioni non sono risultate gravi, dopo i controlli e gli esami radiografici è stato dimesso a domicilio. Il secondo ferito, colpito ad una gamba, 49 anni, è ricoverato all'ospedale Magalini. I giostrai dovevano partecipare all'antica fiera dei Santi Pietro e Paolo, in programma dal 28 al 30 giugno a Villafranca di Verona. In un attimo è scoppiato il finimondo. Quando poi la situazione sembrava fosse tornata alla calma, i contendenti si sono spostati in Viale Olimpia ed è spuntato una pistola. Diversi colpi che hanno raggiunto 3 persone. Il 75enne è morto nella notte, lo sconcerto dell'amministrazione comunale. Dire che siamo allibiti è poco, per 2 motivi. Il primo perché le famiglie dei giostrai che avevano l'incarico di gestire il Luna Park e di animare il Luna Park di Villafranca vengono a Villafranca nel nostro comune praticamente sempre, quindi erano tutte figure note. La seconda cosa che ci lascia sconcertanti è perché da quanto abbiamo appreso dalle forze dell'ordine la rissa si è scatenata per futili motivi
Sul posto sono giunti i carabinieri di Verona che stanno svolgendo le indagini per ricostruire quei terribili momenti, esaminate anche le riprese dei circuiti di videosorveglianza. È stata aperta un'inchiesta per omicidio e tentato omicidio. Il comune di Villafranca intanto ha annullato la festa per i santi Pietro e Paolo. Non le nascondo che è stata una scelta molto difficile, molto sofferta, anche perché questa era la 311esima fiera di Villafranca. È davvero brutto privare i cittadini villafranchesi di questo evento che insomma si aspetta sempre una certa impazienza, specialmente dalle generazioni dei più giovani, hanno appena finito scuola e quindi insomma con il Luna Park è sempre un momento di ritrovo, però davvero abbiamo ritenuto che non potessero più esserci le condizioni. Servizio di Daniela Sizia, in regia oggi ci sono Tony Esposito e Francesca Pezzo. Credo che ci siano arrivate immagini della Forza dell'Ordine che stanno facendo ovviamente i loro rilievi nella villa in cui è avvenuta durante la partita Italia-Spagna. Ecco, vediamo gli uomini dell'Arma che entrano dall'ingresso principale, una rapina in casa di Roberto Baggio ad Altavilla Vicentina. 5 banditi armati e mascherati sono penetrati all'interno di questa grande villa che è circondata anche da un ampio parco dove vive Roberto Baggio con i suoi familiari. Il calciatore, l'ex campione, è stato colpito alla testa con un calcio di pistola e poi rinchiuso insieme ai familiari in uno sgabuzzino dove è rimasto 40 minuti. Intanto i ladri hanno fatto razzia di gioielli, valori, banconote, trofei sportivi. Comando ovviamente che ha agito dopo aver preparato a tavolino questo assalto proprio durante la partita tra azzurri e la nazionale spagnola, ovviamente sapendo che la famiglia si sarebbe trovata in casa, sarebbe stato facile prenderla in ostaggio, rinchiuderla e dare l'avvio poi all'azione che ha praticamente svuotato l'abitazione. Vedete davanti alla villa di Roberto Baggio ci sono giornalisti, ci sono fotografi, ci sono video operatori, c'è anche la nostra collega Luisa Bertini con cui magari ci collegheremo più tardi se ci saranno novità rilevanti da fornirvi. La lotta allo spaccio della droga continua e purtroppo vede protagonisti tanti minorenni tra gli spacciatori. Vediamo cosa è successo a Ponte di Brenta, vicino a Padova. Coltelli, bilancini, denaro e soprattutto droga, questo nascondevano in casa 2 ragazzi minorenni, un 16enne e un 15enne, di Ponte di Brenta a Padova, indagati dalla polizia. I giovani sono stati individuati grazie a una segnalazione giunta alle forze dell'ordine attraverso l'app YouPol da parte dei cittadini di Ponte di Brenta che hanno notato un giovanissimo uscire spesso di casa anche nel cuore della notte per consegnare involucri ricevendo banconote. Gli agenti della questura hanno quindi monitorato la zona notando un ragazzino uscire con fare sospetto dalla casa segnalata dai cittadini. Lo hanno quindi fermato e controllato trovandogli addosso qualche grammo di hashish. Il ragazzo, 15enne, era in possesso anche di un mazzo di chiavi che non erano di casa sua ma aprivano le porte della casa segnalata. I poliziotti hanno quindi controllato l'appartamento. Ad aprirgli la porta il 16enne che ha mostrato segni di nervosismo. Gli agenti a quel punto hanno avvisato i genitori che non erano presenti in casa. All'arrivo del padre, in pochi minuti, è stata perquisita la camera del giovane trovando 30 grammi di droga, un coltello da cucina usato per tagliare i panetti di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. La perquisizione si è spostata poi a casa del 15enne. Alla presenza della madre, in camera del ragazzo, è stata trovata altra droga, circa 22 grammi, e la somma di 790 euro, un bilancino e un altro coltello per tagliare i panetti. I genitori dei 2 minori erano completamente all'oscuro dei traffici dei figli. I 2 ragazzi sono stati denunciati. Francesco Rattai da Padova. Adesso torniamo in diretta ad Altavilla Vicentina da Luisa Bertini per la rapina nella villa di Baggio. A te Luisa. Non ti muovere, Luisa.
Sì, siamo ancora davanti alla villa di Roberto Baggio. Secondo le indiscrezioni in mattinata sarebbe andato nuovamente a rilasciare le sue dichiarazioni al comando dei Carabinieri di Vicenza. Ovviamente qui è un via vai sia di curiosi sia di giornalisti che arrivano da tutte le parti d'Italia, perché ovviamente la notizia ha destato scalpore a livello nazionale. Io vi leggo anche un commento rilasciato dal campione, dice: desideriamo io e la mia famiglia ringraziare tutti voi per il grande affetto ricevuto. Sono le parole di Roberto Baggio che ha fatto sapere tramite il suo manager storico Vittorio Petroni. Ovviamente ribadisce che in simili circostanze può accadere di tutto. Per fortuna la violenza subita ha generato solo alcuni punti di sutura, perché appunto ricordo l'episodio, è stato colpito con il calcio di una pistola durante una colluttazione mentre questo comando entrava in casa intorno alle 22 mentre era in corso la partita Italia-Spagna. Poi sono stati sequestrati all'interno di una stanza della casa e ovviamente hanno poi portato via tutti gli ori. Stiamo parlando di una banda verosimilmente organizzata per questo tipo di colpi. Noi abbiamo poco fa sentito anche l'ex sindaco Carlo Dalla Pozza, che ha detto che in paese qualche giorno fa c'erano anche state delle segnalazioni particolari di diciamo persone non della zona, segnalazioni comunque che l'ex sindaco ha rimandato ovviamente ai carabinieri. Noi ovviamente siamo in attesa che qualcosa si muova, che ci siano altre notizie. Restiamo davanti alla villa di Roberto Baggio. Ovviamente se ci fossero delle novità vi richiederemo la linea. Grazie Luisa Bertini, riprenderemo con la cronaca tra poco, ma apriamo una finestra sugli anziani e le tecnologie. Spesso gli anziani si sentono isolati, allora a Rossano Veneto si è deciso di aprire uno sportello digitale dedicato. Sentiamo subito in diretta Mirko Cavallini. Secondo me sarà quello piuttosto. Buongiorno direttore, bentrovati agli spettatori di Rete Veneta di Focus TG. Sì, a Rossano Veneto aprirà martedì 25 questo nuovo sportello che aiuterà gli anziani, diciamo più in generale le persone fragili, ad accedere ai servizi digitali. Parliamo soprattutto dei servizi sanitari, quindi prenotazioni, referti, visite e quant'altro. Alla mia destra c'è il sindaco di Rossano Veneto Marco Zonta, dunque un passaggio importante, una novità importante per Rossano. Buongiorno direttore, sì, una giornata molto importante perché come diceva lei finalmente apre uno sportello che sarà sempre, e che ci auguriamo sia sempre più importante, che abbia un'importanza sempre maggiore per alcune fasce della popolazione che non hanno dimestichezza con il computer piuttosto che con il mezzo informatico, e in ambiti sanitari ma non solo, dove comunque adesso ci stiamo dirigendo sempre verso una informatizzazione maggiore e dove dobbiamo essere comunque sempre più attivi, e per questo poi l'importante collaborazione con l'associazione Cittadinanza Attiva. Che tra poco sentiremo. Assessore Elga Battaglino, assessore ai servizi sociali e alla gentilezza, perché qui c'è bisogno di rapportarsi appunto con le persone. Dietro noi ci sono alcuni dei 7 volontari, giusto? Quindi è importante anche il loro apporto. Importantissimo, intanto buongiorno a tutti, importantissimo l'apporto dei volontari, persone che danno la propria disponibilità, il proprio tempo per dedicare tempo ai propri concittadini, e dunque è una risorsa che noi a Rossano, fortunatamente anche per lo sportello di cittadinanza, hanno risposto in molti.
Lo sportello aprirà, eccoci qua, martedì 25, il martedì, il giovedì e il venerdì al mattino, poi si allargherà più avanti. Da settembre riusciremo anche ad avere l'apertura al pomeriggio, al momento confermati il martedì e il giovedì pomeriggio, proprio che gli orari coincideranno con l'apertura del centro ricreativo per gli anziani. Qui ringrazio il nostro volontario Luigi Marcon, che è colui che ha dato la disponibilità e che fa entrambi proprio il servizio di volontario, sia nel centro ricreativo che nello sportello. Lorenzo Signori è presidente regionale di Cittadinanza Attiva, insomma è uno dei primissimi sportelli nel territorio vicentino. Sì, è uno dei primissimi, è il secondo dopo quello di Enego, sapendo che all'inizio eravamo partiti con Bassano ed Asiago. Serviamo tutta quanta la 7. È stato un progetto che avevamo organizzato progettato e proposto, che la 7 ha accolto e che cerchiamo adesso di estendere un po' in tutta quanta la regione del Veneto. Non più lontano dall'altro ieri la stessa direzione sanitaria per esempio della Berica ce lo chiede e quindi saremo operativi anche lì. Il tutto per soddisfare una domanda da parte dei cittadini e soprattutto delle zone del territorio dal punto di vista della sanità, perché è quella più critica in questo momento, in modo da dare una risposta adeguata e soddisfare i bisogni. E tutto appunto, come avevano detto, nell'ottica della gentilezza, dunque un nuovo servizio per ridurre il divario digitale che la tecnologia purtroppo per fortuna ci impone. Da Rossano Veneto è tutto, a te la linea direttore. Grazie molto a Mirko Cavallin, torneremo tra poco anche sulla scena della rapina nella villa di Roberto Baggio ad Altavilla Vicentina, ma i ladri sono scatenati, i ladri, i rapinatori dappertutto. Vediamo cosa è successo a Piove di Sacco, dove un malvivente ha rubato i soldi del fondo cassa di un ristorante, ma è stato poi bloccato e arrestato. Forza alla porta di un ristorante, asporta l'incasso dal registratore e viene scoperto arrestato dai carabinieri. In manette per rapina impropria, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale è finito un 22enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. A chiedere aiuto il proprietario di un ristorante. Il giovane, dopo aver forzato la porta, aveva rubato 250 euro ed era fuggito. Prontamente i militari, giunti sul posto, individuavano il giovane ancora in fuga, che si arrampicava sul terrazzo del primo piano dell'abitazione di fianco al ristorante, attraverso la finestra aperta. Dopo aver rubato un paio di scarpe, era stato raggiunto dai carabinieri, reagendo però con spinte e calci, ma alla fine bloccato e trasferito in carcere. Torniamo ancora una volta a parlare del parcheggio a piani a Treviso, perché da qualche tempo è aumentata la violenza degli sbandati che vivono proprio all'interno della struttura, al punto che bisogna farsi scortare dai vigilantes in alcune situazioni per trovare parcheggio. Lo chiamano a piani, ma sarebbe meglio dire di nessuno, perché se questo parcheggio fosse sotto il controllo e la gestione di qualcuno, immagini come queste non avremmo potuto farvele vedere. E invece non solo rivediamo i giacigli già denunciati nei nostri servizi, ma registriamo anche l'aumento della violenza in questo luogo di degrado diffuso a tutti i piani, dove non si distinguono più i rifiuti fisici da quelli della società. Io lavoro come addetto alla sicurezza alla Piani di Treviso. Ecco, però diciamo che la sicurezza che lei garantisce qui è soprattutto alle donne. Sì, alle donne che vengono a prendere la macchina quando hanno finito di lavorare e la mattina quando vengono a parcheggiare, perché hanno paura della gente che frequenta questo posto. È vero che anche lei ha subito un'aggressione? Sì, ieri mi è venuto incontro, ma era ubriaco con una bottiglia in mano e dopo ho risolto tutto con calma. Senta, ma e se questi si trovano di fronte a una donna da sola? Non lo so. Cosa può succedere? In che stato sono? A parlarci la guardia giurata che da anni è l'unico baluardo di sicurezza tra questi 3 piani. E se non ci credete provate con noi la discesa verso il degrado totale. Si parte dalle immondizie che quotidianamente si materializzano al piano superiore con annesso lancio del sacchetto tra i cespugli, per poi scendere nell'ammezzato gestito dal comune. Qui ci si deve fermare perché verso l'interrato la discesa è impossibile, tra deiezioni umane, materiale abbandonato e un odore insopportabile di urina, defecazioni e rifiuti, tutto in decomposizione, perché qui dormono gli ultimi degli ultimi, quelli senza più un passato né un futuro. Perché noi adesso per mangiare c'è gente bene che viene qua, ci dà 5 euro, andiamo a prendere pasta, fratello,
Ma e il lavoro tu l'hai perso perché? L'ho perso perché l'hai finito il contratto. Non mi ha rinnovato. Li incontriamo nel primo piano interrato di questa struttura che avrebbe l'ambizione di diventare uno dei parcheggi della Treviso pedonalizzata. Ma come si fa a parcheggiare se qui poi devi farti accompagnare dalla sicurezza per evitare molestie ed aggressioni? O se i generatori di emergenza non vengono manutenzionati da anni perché i tecnici non si fidano di spostare questo accampamento senza venire aggrediti? Ma è entrando nell'unico varco dal forte odore di varechina che quotidianamente viene pulito che incontriamo i relitti umani. Gente che a mezzogiorno è fatta di stupefacente o brontola sotto le coperte completamente ubriaca. Ed è questa la situazione quotidiana del blasonato parcheggio a piani alle spalle delle istituzioni. Spettacolo che tra l'altro non fa incassare biglietti al comune, perché nessuno si fida più di parcheggiare dove se ti va bene ti rigano la macchina. Altre parole non servono, serve invece che qualcuno intervenga subito, prima che magari da qualche fornelletto a gas capiti l'irreparabile. Servizio di Lucio Zanato, vediamo la prima foto di Roberto Baggio dopo la violenta rapina nella sua villa. Vedete che viene richiesto dai giornalisti di rilasciare una dichiarazione, ma chiede di non essere disturbato. È nel parco della sua villa, la foto sulla tribuna di Treviso. E più o meno restiamo nell'ambito dello sport, avendo parlato di un grande campione del calcio, perché 67 tifosi italiani armati fino ai denti sono stati bloccati a Dortmund prima della partita Italia-Albania, tra loro un 25enne trevigiano che è stato raggiunto da un DASPO europeo, e si tratta del primo provvedimento di questo tipo adottato a livello nazionale. Spranghe, coltelli, bombe carta, molti travisati con passamontagna. Un vero comando di ultras intercettato e fermato a Dortmund in Germania pochi minuti prima dell'inizio della partita Italia-Albania. 67 tifosi trattenuti negli uffici della polizia tedesca sono stati processati per direttissima. Tra loro anche un 25enne trevigiano che è stato trovato in possesso di un coltello. Gli agenti della polizia italiana sono stati di fondamentale aiuto per identificare i responsabili. Gli inquirenti ritengono che il gruppo fosse pronto a ingaggiare uno scontro fisico con i tifosi albanesi. I fatti sono avvenuti lo scorso 15 giugno, quando la polizia tedesca li ha intercettati prima che venissero a contatto con i tifosi dell'Albania. Il 25enne trevigiano, denunciato per porto d'armi atti ad offendere, è stato subito sanzionato con un DASPO europeo emesso dal questore di Treviso, Manuela De Bernardin. Bandito da qualsiasi stadio europeo per ben 2 anni. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo a livello nazionale che è stato notificato al giovane di persona dagli agenti della Digos, in modo da impedire all'Ultra nuove trasferte in Germania. Manuela De Bernardin, questore di Treviso, si è detta soddisfatta del lavoro svolto dagli agenti di polizia. L'auspicio, conclude, è che l'Italia agli europei di calcio possa tornare a riempire le cronache internazionali solo per nuovi successi sportivi e mai più per episodi antisportivi nel segno dell'illegalità. Ladri scatenati a Montebelluna, in una notte sono state svaligiate 15 abitazioni. Andiamo subito da Francesca Bozza. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Saluto subito il sindaco Adalberto Bordin, sindaco di Montebelluna, e il comandante della polizia locale di Montebelluna, commissario Scarpa. Allora, direttore, io farei subito la cronaca di quanto accaduto, come hai giustamente detto tu, di questo raid di furti in una sola notte nella frazione di San Gaetano a Montebelluna, con il servizio e le voci di chi ha immortalato anche con le proprie telecamere di sicurezza i ladri in azione. Poi li commentiamo con il sindaco. L'1:56 scatta l'allarme in un'abitazione di via Giotta a Montebelluna. Il padrone di casa si alza e lo spegne senza notare nulla di particolare. 30 secondi dopo, ecco 2 individui, volto coperto da passamontagna, entrare nell'inquadratura della telecamera di videosorveglianza di Luca Bressan. È proprio dal suo cancello che tentano di entrare senza però riuscirci. A quel punto i due si spostano sul retro ed entrano nel giardino della signora Annalisa, che solo stamattina si è accorta del passaggio dei ladri, dal disordine della biancheria sullo stendino. Poi io dormo sempre con quel balcone là, così, vedi? E me lo sono trovata aperto. Ho detto, ma che strano, il vento di solito non me lo apre perché ho anche la chiusura all'interno. E dopo mio figlio è venuto giù e ci siamo accorti che c'è la rete là della vicina che ci comunica qua con noi e l'ho buttata giù. Però non è una bella sensazione l'idea? No, perché stamattina come ho alzato, che ho visto che
un po' di angoscia te la mettono. Quindi da stanotte chiudi i balconi? Certo che sì. Certo che sì. Da qui sono usciti e, come si vede dalle immagini, sono entrati nel giardino dell'abitazione accanto. Attraverso la finestra del primo piano si sono introdotti in casa, hanno girato indisturbati, incuranti della presenza di marito, moglie e dei 2 figli che in quel momento stavano dormendo. Hanno lasciato anche il frigo aperto, penso per farsi luce a questo punto, di notte senza luce accesa. Sono saliti in camera perché c'erano degli effetti, delle catenine che erano in camera. C'è la paura, perché vedendo il video questi 2 erano 2 fenomeni abbastanza ben messi. La paura è sì, che reazioni possono avere anche loro. I ladri sono poi usciti dalla porta d'entrata, spariti contanti e gioielli. Perfino le scarpe da calcio del ragazzo più giovane hanno portato via tutto. Nel corso della notte sono stati almeno una decina i colpi tentati o messi a segno nella frazione di San Gaetano. Da come ho capito sono entrati in un'altra abitazione qui vicino alla parallela, diciamo, di via San Gaetano, e lì, da come ho capito, hanno portato via un anello e di tipo altri valori. Quindi almeno una decina di case. Sì. Non è bello perché comunque metti caso io arrivo a casa alle 2 perché erano le 2 di notte, se arrivo alle 2 di notte me le trovo davanti il portoncino d'ingresso. Non è chiaro se siano gli stessi individui che qualche ora prima avevano tentato di entrare nell'abitazione di Stefano Lira e della compagna, che in quel momento si trovava in salotto a guardare la TV. Ha visto la porta che si apriva, si è richiusa subito. Una volta che si è chiusa la porta, ha visto, non è entrato, ha fatto il giro verso la porta finestra che abbiamo nel salone, ha visto un'ombra che si affacciava per guardare dentro, ha visto le scarpe da sotto. A quel punto lei ha urlato fortissimo per lo spavento. Svegliato dalle urla, Stefano si è alzato, ma i 2 nel frattempo erano fuggiti verso la vicina ferrovia. Non è un bel vivere, vivi agitato, poi le lascio immaginare la notte come può essere stata. Speriamo che si possa trovare una soluzione, perché è pesante, non è un vivere sereno. Anche andare via il weekend banalmente comincia a essere preoccupante. Questo residente, Stefano Lira, dice persino andare via un weekend diventa problematico. Insomma, ladri che entrano mentre si dorme, che tentano, che aprono la porta mentre si sta guardando la televisione, che non hanno paura di nulla, ma la paura invece cresce tra i cittadini, Sindaco. Certamente sì, la mia solidarietà va a Stefano, che è anche un mio amico, ma anche a tutti gli altri nuclei familiari colpiti da questi furti. Ad oggi all'Arma dei Carabinieri risultano denunciati solo 2 furti, quindi ciò che posso dire nell'immediato è che la gente deve assolutamente andare a denunciare alle autorità competenti quanto accaduto, anche perché il furto è comunque un reato odioso, perché viola l'intimità di una casa e non mi sembra assolutamente una cosa banale. Io dico sempre che i ladri dovrebbero essere un po', diciamo così, se ci fossero delle leggi un po' più severe, forse queste potrebbero servire da deterrente nei confronti dei malfattori. Noi come amministrazione siamo in contatto costante con i gruppi di controllo del vicinato. Stamattina sono passato a trovare il presidente del comitato civico di San Gaetano per fare il punto della situazione, con l'impegno di ritrovarci nei prossimi giorni. Il nostro impegno con il comandante Scarpa ma anche con l'Arma dei Carabinieri della Guardia di Finanza è quella di essere in contatto continuo ed avere un continuo scambio di informazioni e fare anche operazioni di carattere congiunto. Invito la cittadinanza a venire all'incontro annuale che facciamo con tutte le forze dell'ordine, le quali danno anche delle dritte, dei consigli su come prevenire non solo i furti ma anche altri tipi di reato. Adesso stiamo portando avanti un progetto, chiamiamolo sperimentale, con alcuni residenti, i quali si fanno carico dell'acquisto di telecamere da apporre su strade comunali. Ricordiamo che abbiamo circa 200 km di strade, quindi non possiamo coprirle tutte di telecamere nell'immediato, per fare in modo che queste telecamere fornite dai privati vengano poi visionate e collegate con le centrali operative della Polizia Locale e dell'Arma dei Carabinieri. Questo dovrebbe comunque risultare un ulteriore deterrente, ma anche se un deterrente non fosse, darebbe comunque una prova in più nel poter poi fotografare questi malfattori. Insomma, una collaborazione pubblico-privata
privato, una sperimentazione, vedremo come andrà nelle prossime settimane. Grazie al sindaco Adalberto Bordin, grazie al comandante Scarpa. La linea può tornare a te, direttore. A te grazie Francesca Bozza con Nicoletta Rizzetto da Montebelluna. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e poi torniamo subito. Vi ricordo la rapina nella villa di Roberto Baggio, la morte di Vera Slepoi, l'inchiesta sulla strage del bus di Mestre ha accertato che si è trattato di un incidente provocato da un guasto tecnico. State con noi. Un'altra tragedia in montagna, riferisce il Corriere del Veneto, vedete in parete sulle 3 cime di Lavaredo con i genitori, cade e muore scalatore di 21 anni, era un giovane austriaco precipitato per più di 50 metri, la madre e il padre sono stati recuperati con l'elicottero. Andiamo sull'altopiano dove continuano inarrestabili le predazioni dei lupi. Lupi scatenati fra altopiano e grappa dove si moltiplicano le predazioni. Nei giorni scorsi i selvatici hanno fatto razzia nelle malghe dei 7 comuni, mentre ora le segnalazioni arrivano da chi si occupa della fauna selvatica nel massiccio del Grappa. Secondo le informazioni raccolte nella zona di Ponte San Lorenzo, infatti, i branchi si sarebbero accaniti contro i caprioli, che in questo periodo stanno accudendo i piccoli e sono particolarmente vulnerabili. 2 femmine di capriolo sono state trovate sbranate assieme a un cucciolo, mentre un altro si è salvato per miracolo. Quest'ultimo, rimasto senza la mamma, continuava a piangere disperato in un pascolo ed è stato recuperato e portato in un centro specializzato per la cura della fauna selvatica. Una delle femmine divorate dai lupi era gravida e portava in grembo 2 piccoli. Gli esperti della zona sottolineano che a questo ritmo i caprioli spariranno dal Grappa, esattamente come è accaduto ai mufloni di Rubbio sull'altopiano. Un impoverimento della fauna selvatica braccata ogni giorno dai lupi, che poi torneranno, suggeriscono gli addetti ai lavori, a dedicarsi al bestiame. Vacche, pecore, asini, cavalli degli allevatori della zona sono a rischio e le ultime predazioni lo confermano, tanto che c'è chi ha intenzione di chiudere la malga anzitempo per tornarsene a casa. Al momento le risposte che arrivano al territorio dalle istituzioni non convincono allevatori e agricoltori e neppure le associazioni venatorie. E il rischio è che si profili un'altra estate senza soluzioni per un problema che preoccupa cittadini e amministratori locali. Ferdinando Garavello, andiamo a Malo nel Vicentino dove è stata devastata la statua mariana a Santa Libera. Il sindaco Marsetti dice troveremo i responsabili. Nella notte hanno aperto il cancello che protegge la scultura mariana al centro della scalinata che porta al santuario di Santa Libera, distruggendo l'opera donata tempo fa alla parrocchia, uno sfregio al santuario diocesano della maternità. È stata rinvenuta da un nostro concittadino questa statua che è stata scaraventata a terra, è stato aperto il cancelletto e buttata a terra con forza, un atto vandalico alla quale stiamo indagando con la polizia locale e le forze dell'ordine, stiamo visionando tutte le telecamere che indigna tutta la comunità di Malo. La polizia locale di Malo e Monte di Malo sta visionando i filmati delle telecamere posti nel territorio e raccogliendo le segnalazioni dei cittadini. Ferma la condanna dell'atto vandalico da parte del sindaco. E qualora o si facesse avanti il colpevole o identificassimo il colpevole, gli verranno addebitati i costi della sistemazione, se si può sistemare, o della ricostruzione dell'opera. Intanto l'amministrazione fa sapere che la parrocchia intende formalizzare la denuncia e alcuni fedeli indignati si sarebbero già fatti avanti per contribuire ad un rapido restauro. Vice Luisa Bertini, parliamo di politica in vista dei ballottaggi particolarmente importanti a Bassano del Grappa, a Vittorio Veneto, ma anche a Montecchio Maggiore, ne parleremo tra poco. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni il riconfermato sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern. Quello che è appena iniziato è il 5° mandato della lista Viva Asiago. Al sindaco Roberto Rigoni Stern i cittadini hanno rinnovato piena fiducia con l'80% delle preferenze. Questo è veramente un traguardo di grande soddisfazione, ma anche di grande responsabilità, perché sentiamo il calore della gente, la fiducia
che non può essere disattesa e dobbiamo guardare avanti con grandi prospettive di positività per il nostro Paese. Tra le priorità ci sono gli investimenti nel settore turistico, anche grazie ai fondi di confine, il miglioramento della vivibilità del centro cittadino. La risposta anche alle fasce deboli della popolazione, perché non siamo solo turismo, siamo anche una comunità che ha in sé bambini, anziani, famiglie. Abbiamo dato risposte a tutti, mettendo al centro il cittadino. E lo sguardo va anche agli altri 6 comuni dell'Altopiano nell'ottica della concertazione e della collaborazione. Oggi dobbiamo continuamente pensare a progetti sovracomunali che riguardano ad esempio la viabilità, i problemi di viabilità e quindi di collegamento rispetto qui nella pianura. Molti nostri cittadini lavorano in pianura, molti turisti vorrebbero venire a vivere ad Asiago per lavorare in pianura e quindi sta cambiando il mondo e su questo noi dovremmo concentrarci ponendo al centro sempre il tema della qualità della vita. Di recente però, lamenta il sindaco, la collaborazione non c'è stata. Abbiamo avuto sindaci che negli ultimi 3 anni non si sono mai presentati quando discutevamo delle tematiche sovracomunali. Adesso è cambiata la musica, siamo molto affiatati, abbiamo una visione che guarda verso il futuro mettendo al centro tutti i cittadini del nostro altopiano. Abbiamo parlato prima del ciclista investito di cui non si conoscevano ancora le generalità, investito a Treviso in Viale Europa, è stato identificato. Si tratta di Dino Calzavara, nato nel 1944, residente a San Liberale. Il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, ha spiegato che la persona viveva da sola e per questo motivo nessuno ne aveva denunciato la scomparsa. Questa mattina qualcuno ha visto una foto che è stata scattata prima dell'incidente sui giornali e ha riferito di conoscere l'uomo. È stato un conoscente di 80 anni a segnalarlo alla polizia locale. Domani, questa sera dalle 18:30 la manifestazione a sostegno dell'autonomia a Montecchio Maggiore, alla presenza di tutti i capi della Lega, il presidente Luca Zaia, Matteo Salvini, Alberto Stefani. Dopo l'approvazione dell'autonomia differenziata in Parlamento è diventata legge il DDL Calderoli. Vediamo il servizio su quanto sta accadendo anche nel Vicentino dopo il voto, anche le reazioni dopo il voto e dopo l'approvazione dell'autonomia. Voce del verbo autonomia, verbo politico, non grammaticale, verbo del popolo. E oggi è legge, un traguardo da cui ripartire. In Veneto il seme è stato piantato il 22 ottobre del 2017 e Vicenza, con il 62,7% dei votanti, segnò il record come prima provincia per affluenza e prima per voti favorevoli. I sì si affermarono con una maggioranza del 98,2%, così i vicentini attestarono nero su bianco di volere fortissimamente l'autonomia. Grazie al governo Meloni, grazie al centrodestra, il Veneto vede raggiunto l'obiettivo che si era posto nel referendum dell'ottobre 2017, un'attesa di tantissimi anni che finalmente ha maturato questa decisione e ha portato a una votazione che poi dovrà essere replicata tra 3 mesi sempre nei 2 rami del Parlamento. L'iter che ha portato l'autonomia a diventare legge non è stato facile, anzi una delle paladine più attive è stata la vicentina Erika Stefani, che all'epoca del governo Conte 1 era il ministro incaricato di portare avanti il dossier della riforma. Ci siamo trovati con un'opposizione interna veramente, a questo punto direi all'ultimo sangue, tant'è che è stata una delle ragioni che ha portato anche alla caduta del governo, ma posso solo dire a coloro che al tempo erano alleati, che oggi invece sono dei grandissimi oppositori, dico che l'autonomia è un meccanismo, è un'opportunità. Una volta che si sono rotti gli argini non puoi più fermarla. Il percorso è partito, era partito già allora e non si poteva fermare, tant'è che oggi siamo arrivati all'approvazione di questa legge. Adesso c'è ancora molto lavoro da fare per individuare le singole competenze. Le regioni a statuto ordinario potranno avere più autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e in parte anche economica. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, non commenta quella che oggi è ancora una partita parlamentare, ma
le ricadute su regioni, province e comuni non sono indifferenti. Le città, i comuni, gli enti locali saranno i primi beneficiari di questo tipo di provvedimento. Le competenze che potranno essere richieste sono 23 in tutto e sono disparate dalle politiche del lavoro all'energia, al tema anche dell'istruzione, ed è chiaro che sul territorio la ricaduta è molto pratica. Significa avere dei servizi migliori, spendendo meno e con un'efficacia e una prontezza diversa. Intanto a Montecchio Maggiore è tutto pronto per la grande manifestazione per celebrare l'autonomia. Venerdì alle 19 saremo a Montecchio Maggiore in piazza con centinaia di veneti che hanno dato una richiesta molto importante, democratica, che è quella di vedere il risultato del referendum finalmente applicato. E c'è un fronte del no molto ampio contro l'autonomia, vediamo questo titolo del Fatto Quotidiano, vedete Emiliano Lapod che è la Presidente della Sardegna, Vincenzo De Luca, Occhiuto e qui la Meloni e Salvini, il titolo è Fronte del no, De Luca guida le regioni per il ricorso alla consulta, è già iniziata una raccolta di firme per fermare questa riforma. Andiamo in pubblicità e poi parleremo del ballottaggio a Montecchio Maggiore e parleremo con uno dei candidati, Silvio Parise, a tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, oggi la manifestazione a Montecchio Maggiore della Lega per festeggiare l'autonomia che è diventata legge, ma a Montecchio Maggiore sta per svolgersi il ballottaggio tra i candidati. Uno dei candidati è Silvio Parise che abbiamo collegato in diretta. Buongiorno Parise, buongiorno. Buongiorno direttore, buongiorno e grazie di averci invitato. Grazie direttore. Ci mancherebbe altro. Ecco, senta, lei ha dichiarato in questi giorni che insomma in vista di un ballottaggio questa manifestazione della Lega poteva diciamo, dare un forte aiuto alla sua avversaria, la Cecchetto della Lega, no? Quindi abbiamo pensato in ogni caso di invitarla perché non ci fossero almeno qui sulle nostre televisioni degli squilibri. E così insomma lei ritiene che possa essere un sostegno anche sarà sicuramente o indirettamente un sostegno alla candidata della Lega? Può essere che un sostegno, e la cosa ci dà un po' diciamo da pensare anche per un discorso di ordine pubblico il fatto che è stata fatta abbastanza in fretta, messa in piedi in un momento topico di una giornata della settimana laddove in questa piazza abbiamo il mercato rionale che di solito si conclude verso le 2:30 del pomeriggio. Oltretutto oggi sempre in quella piazza abbiamo anche un funerale di una figura che a Montecchio è conosciuta, quindi siamo preoccupati per il discorso di ordine pubblico. Semplicemente questo, se sarà che in questo ballottaggio la candidata Cecchetto avrà qualche vantaggio, noi però abbiamo lavorato come liste civiche e come persone del territorio andando a contattare la gente casa per casa, porta per porta. E quindi noi siamo abbastanza tranquilli del lavoro che abbiamo fatto e siamo consapevoli del risultato che se sarà per noi vuol dire che abbiamo lavorato bene. Se sarà per la Milena Cecchetto ci inchineremo alla volontà popolare, alla volontà dei cittadini di Montecchio. Noi siamo così un corpo moderato, una figura io stesso moderata e guardiamo proprio con fiducia a questo ballottaggio. Sul discorso di questa manifestazione le dico la verità, non voglio addentrarmi, non voglio fare argomenti perché non è mio compito in questo momento. Certo. Senta Parise, cosa distingue diciamo, la sua campagna elettorale e il suo programma da quello della sua avversaria Milena Cecchetto della Lega? Allora, il programma elettorale, grosso modo, non voglio dire che hanno grandi differenze, qualche differenza c'è, però lavoriamo tutti quanti un po', anche gli altri candidati che oggi non sono al ballottaggio, sulla sicurezza, sulla sanità, cose importanti del nostro territorio. Noi abbiamo lavorato, come ripeto, con la gente, non abbiamo figure partitiche, io sono un uomo di centrodestra, l'ho sempre fatto, quindi è una persona moderata. Lei invece ha puntato molto sul discorso dei partiti.
sarà il responsabile, come ripeto, della nostra gente, delle nostre, insomma tutta la gente di Montecchio, quindi credo che noi abbiamo lavorato bene, ci siamo proposti. Io ho una visione liberale, una visione molto aperta sui problemi, quindi noi abbiamo lavorato sui problemi di Montecchio e sulla risoluzione di questi problemi. Ecco, Parise, ecco, quali sono a Montecchio Maggiore, dal vostro punto di vista, i problemi più urgenti da affrontare, da risolvere? La sicurezza in primis, perché questo è proprio il sentore, avete fatto che oggi voi nel vostro telegiornale, diciamo sanità, abbiamo un nuovo ospedale che partirà fra poco, la viabilità, il sociale, non dimentichiamo il sociale, perché è una cosa importante che sta dando grossi problemi, perché la popolazione delle fasce si sono, diciamo, impoverite, dobbiamo dare risposta. Risposte anche ai giovani. Io ho detto fin dall'inizio, Montecchio vorrei che diventasse la città della cicogna, quindi un rispetto della donna a 360 gradi, visto che quando parlo della città della cicogna le donne sono artefici di questo progetto. Quindi queste cose sono quelle che hanno contraddistinto la nostra campagna elettorale. Ecco, senta, un'ultima cosa, Parise, c'è da pochi giorni, insomma, è stato aperto recentemente il casello che collega la Pedemontana proprio a Montecchio Maggiore alla Milano-Venezia. Questo comporta un impatto, è aumentato il traffico, come la vede? Allora, se lei sta parlando della Pedemontana, sì, è stato aperto l'innesto della Pedemontana sulla 4. Il casino sarà aperto il 25. Io questa cosa qua l'ho sempre portata avanti in campagna elettorale. Noi dovremmo con la Regione, perché queste due vallate che costituiscono, diciamo, l'imbuto della Pedemontana, la vallata dell'Agno e la vallata del Campo, che vanno tutte a confluire sulla 4 e sulla statale 11 che porta, diciamo, a Verona Vicenza. Noi dovremmo parlare e confrontarci con la Regione per dare la possibilità del tratto da Brogliano, Valle Agno, per capire, all'uscita del Casello di Alte, una possibilità, chi la adopera chi la usa tutti i giorni, di essere calmierata quello che è il prezzo, oppure anche il tratto che fosse libero. Vediamo se riusciamo a spuntare. Abbiamo parlato anche qui i sindaci di tutta la vallata, perché questa è una cosa importante che la deve a limitare quello che è l'attraversamento di Montecchio, ma non solo, perché quando cominciamo a vedere il traffico non è solo da Montecchio, ma cominciamo già da Brogliano, Corredo, fino a Castelconverto e Trissino, quindi tutta è intasata. Migrazioni di lavoro dalla mattina quando vengono a lavorare nella parte bassa della valle e alla sera quando ritornano su. Sono importanti, dovremmo confrontare con tutti i comuni del vicinato, con la provincia, con la regione e con Pedemontana proprio, per capire come dobbiamo fare per avere questo risultato. Bene. Parise, grazie molte per essere stato con noi, grazie, a presto. Grazie a voi dell'occasione, grazie ancora. Grazie molte. Allora andiamo in pubblicità nuovamente, 2 minuti e poi torniamo con voi. Siamo già andati? Ah, vabbè, allora chiedo scusa. Allora, vediamo le giornate di impegno per i ragazzi del progetto Ci sto a fare fatica. Questa mattina, ieri mattina, impegnati in Restera a Treviso per alcuni lavori di manutenzione supportati da artigiani esperti in pensione. Li ha voluti incontrare il sindaco Mario Conta. Sì, promossi. Hanno molta volontà e anche non brontolano, sono zitti, domandano e basta. Tutto là. Insomma, dei bravi allievi. Sì. Bravi. Grazie Giorgio. Non è facile trovarli al giorno d'oggi. Io ho avuto diversi dipendenti, sono stati di buoni e di cattivi, ma questi positivi fin dal primo giorno. Pittore esperto il primo, maestro del legno il secondo, Giorgio Ceccato e Antonio Favaro promuovono i ragazzi del progetto Ci sto a fare fatica, iniziativa che torna con l'estate e riguarda tanti giovani trevigiani. Insomma, non ci sono solo le storie di disagio o le baby gang. Ci sono giovani e giovani. Incide molto, secondo me, la qualità dei ragazzi
anche il supporto familiare. Concetto che ribadisce anche il sindaco Mario Conte, che li ha voluti incontrare in Restera, impegnati tra una sistemazione e una pittura. Ci stanno a far fatica, nel senso che si sono messi a disposizione della comunità, prendendosi cura per esempio delle staccionate della Restera. Ieri sono stati in protezione civile per capire come funziona il mondo della protezione civile, hanno provato a montare le tende, a utilizzare le motoseghe, insomma credo che questi sono i giovani di cui dobbiamo essere orgogliosi. Troppe volte si parla di quei pochi giovani che creano alcuni disagi e ci dimentichiamo invece che la stragrande maggioranza dei giovani sono questi, quelli che si impegnano, quelli che si rimboccano le maniche. Sicuramente si sono rimboccati le maniche Pietro e Francesco e lo hanno fatto con entusiasmo. Mi piace l'idea di dare una mano al Comune di Treviso e di aiutare la comunità con gesti utili per migliorare appunto l'ambiente cittadino. Noi scartavetriamo le panchine oppure le staccionate, quindi è divertente comunque stare con gli amici che ho conosciuto qua. Impegnatissima la giovane Anita, che ha appena concluso un anno di liceo classico, concreta e sorridente. Piuttosto di stare a casa ho voluto impegnarmi in qualcosa che può essere utile a tutti quanti. Faccio una scuola che è prettamente, cioè non è molto manuale, impegnarmi anche in qualcosa di diverso è molto bello. 2, 1. E a Campodoro fino alla prossima domenica la 39esima festa della Trebbiatura. È partita la 39esima festa della Trebbiatura che a Campodoro vivrà i giorni clou nel fine settimana fino a domenica 23 giugno. Un'antica tradizione che celebra l'operosità del popolo veneto e saluta il momento del raccolto, un evento che quest'anno presenta numerose novità. Invitiamo i cittadini a venire ad assaggiare, quest'anno ci sarà lo spiedo, quindi un piatto particolare che abbiamo importato dalla provincia di Treviso. Tante attività che faremo, la cosa rilevante di quest'anno è la mostra che abbiamo organizzato che riguarda l'emigrazione non solo di veneti, l'emigrazione degli italiani, e quindi verrà ripercorsa l'epopea dell'emigrazione. Terra ricca e confini con il Vicentino, quella di Campodoro, che quest'anno, durante la festa della Trebbiatura, renderà omaggio alle generazioni di veneti che hanno reso fertili le terre in Italia e nel mondo nella prima metà del Novecento. Noi vogliamo dare un segnale soprattutto alle nuove generazioni e far passare il messaggio di quella che è stata la fatica dei nostri nonni, dei nostri padri nel coltivare la terra, e poi di rendere un paese come l'Italia un paese così bello. Ecco, e vogliamo anche attraverso appunto la mostra far vedere le fotografie degli anni passati, quindi stiamo parlando della fine dell'Ottocento e primi del Novecento, che rendono proprio l'idea di quello che è successo in quel periodo. Dall'Agropontino alla Sardegna, dal Brasile all'Argentina, i veneti costruivano canali e argini per regolare le acque con strumenti come questo. Ecco, questi sono palotin, come vedete, che sono questi che usano qui, in questa parte qui, e questi cariolanti che alla sera andavano a dormire in posti di fortuna, in baracche o in barchesse o in case di contadini, in stalle eccetera, si portavano a casa con la bicicletta la carriola oppure la ruota. Migliaia e migliaia di persone hanno fatto tutti questi canali che voi vedete da Venezia a Monfalcone e quant'altro quando andate al mare, e questo è un lavoro veramente egregio. Ricordiamo che nell'Agropontino i nostri dormivano addirittura negli alberi. Sono 150 anni quest'anno che la prima nave di Veneti e Trentini salpa per il Brasile e che ricorda di questa grande epopea che vede nel mondo 100 milioni di discendenti, e oggigiorno per esempio col Brasile che presenta la prima grande comunità italiana nel mondo con 30 milioni di oriundi, di cui 12 milioni di origine veneta. Saranno 250 a Padova gli eventi estivi per unire arte, cultura, corsi d'acqua ed enogastronomia. Notturni Padovani è un grande contenitore di eventi estivi in città, con la collaborazione tra arte, vie d'acqua e enogastronomia.
Varie proposte, insomma, che legano i profili della città, l'Urbs Picta con il sigillo dell'UNESCO, i percorsi fluviali navigabili, l'università con i suoi musei, arte, acque e scienza dunque, ma anche la città della fede con la Basilica del Santo. E così i notturni padovani si svilupperanno in circa 250 eventi dal 21 giugno al 29 settembre. Sono 250 eventi, sono caratterizzati dall'experience, cioè l'idea che sono emozionali, sono delle visite assolutamente innovative. Quest'anno poi vi sono delle new entries, abbiamo per esempio il Museo del Precinema, abbiamo i battellieri, quindi la possibilità di fare dei viaggi proprio in barca con l'antica tecnica della voga veneta. Ecco allora le visite guidate alla Urbs Picta, a Palazzo Moroni e ai tanti luoghi sotterranei. Tra le novità del 2024, la visita guidata al cimitero ebraico e le navigazioni con le imbarcazioni storiche, oltre alle visite notturne alla Basilica di Santa Giustina. Ha funzionato benissimo l'anno scorso e diciamo che è un qualcosa che integra l'offerta culturale complessiva dell'estate padovana. Servizio Federico Fusetti, e chiudiamo questa edizione di Focus TG attraverso la prima pagina del Gazzettino per riassumere i grandi fatti, i fatti di cui ci siamo occupati. La rapina in casa di Roberto Baggio, che è stato colpito in testa con il calcio di una pistola e sequestrato per 40 minuti con la famiglia durante Italia-Spagna. Le sue prime parole: grazie per l'affetto, ora dobbiamo superare la paura. La morte di Vera Slepoi, morta improvvisamente nella notte, la psicologa dei sentimenti, psicologa e scrittrice, un'amica di Media Nord-Est, aveva 70 anni. Il bus precipitato a Mestre dal cavalcavia, la perizia ha accertato che lo sterzo si è rotto e che le barriere stradali erano vetuste. È tutto per oggi, grazie per aver scelto Focus TG, grazie in regia a Tony Esposito e Francesca Pezzo. Ci vediamo stasera a Focus, parleremo anche della manifestazione di Montecchio Maggiore dove si festeggerà l'autonomia diventata legge. Grazie, buona giornata.